Bentornati a tutti, parte 2 del video Milano-Trieste, interrotto qualche minuto fa. Area di servizio Limenella Est, pronti a ripartire appunto in direzione Trieste, autostrada A4. Partiti questa mattina da Milano. Andando alla volta di Trieste. In particolare questo video, lo ricordo, finirà in corrispondenza dell'area di servizio Duino poco prima di Sistiana, fine dell'autostrada A4 Torino-Trieste. Ci rimettiamo in carreggiata, abbiamo subito in avvicinamento l'uscita di Padova Ovest. Cittadella, Bassano, Asolo, Abano, Montegrotto, le Terme Euganee, oltre che il centro della città di Padova e tutti gli ambiti di interesse sono raggiungibili dall'uscita Padova Ovest. Oggi è sabato 8 ottobre 2022, in questo momento sono le ore 12:10, temperatura esterna 23 gradi centigradi, mancano 26 km a Venezia, 7 km all'allacciamento con l'autostrada A13 Padova-Bologna e 124 km poi appunto a raggiungere la città di Bologna. Sapere quanti chilometri mancano a raggiungere appunto Duino, consideriamo che l'autostrada A4 è lunga ufficialmente 522 km nella sua lunghezza da Torino a Trieste, in particolare da Corso Giulio Cesare sino a Sistiana. L'area di servizio Duino è posta giusto un chilometro prima, possiamo arrotondare quindi a 520, siamo al chilometro 360, mancano perciò esattamente 160 km all'arrivo. Siamo nel territorio comunale di Padova, tra le uscite di Padova Ovest e Padova Est, quindi ambito autostradale della città di Padova. Mancano poco più di 2 km all'uscita di Padova Est, dopodiché ci sarà una curva a sinistra che ci allineerà in direzione Venezia. Ricordo che il tratto della A4 Padova-Venezia è uno dei più vecchi della rete autostradale italiana, tratto totalmente rettilineo, tratto che ora non si percorre più nella sua intera lunghezza, almeno rimanendo sull'autostrada A4, da quando hanno realizzato il passante di Mestre che permette di bypassare la A57, quindi la tangenziale di Mestre, ambito urbano dell'area veneziana. Uscita Padova Est sulla destra in questo momento. Mancano 2 km all'allacciamento con l'autostrada A13 per Bologna e termina anche in questo momento l'area di competenza di autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova e si entra nell'ambito di competenza di CAV, concessioni autostradali venete. Sul
sulla destra allacciamento con l'autostrada A13 Padova-Bologna. Territorio comunale di Vigonza. Prossima area di servizio Arino Est tra 7 km, mentre passiamo sul viadotto che attraversa il fiume Brenta. Cavalca via sulla strada regionale 11 ex strada statale 11, prossima uscita sulla A4 Spinea tra poco più di 13 km, altrimenti mira Oriago prendendo la A57 tangenziale di Mestre. Chilometro 367. Scusate, forse accidentalmente ho detto Mira Oriago, in realtà la prima uscita è Mirano Dolo, Mira Oriago è quella immediatamente successiva. Però proseguendo sulla A57 tangenziale di Mestre, noi rimarremo nell'ambito dell'autostrada A4 Torino-Trieste. Viadotto sul fiume Tergola. Siamo sempre nell'ambito comunale di Vigonza. Lasciamo in questo momento la provincia di Padova per entrare nella città metropolitana di Venezia, territorio comunale di Pianiga. Uscita Spinea, poco più di 8 km. Area di servizio Arino Est sulla destra. Territorio comunale di Dolo, siamo in prossimità del bivio con la tangenziale di Mestre. Sulla destra si prosegue verso Venezia, tangenziale di Mestre, dritti senza soluzione di continuità per Trieste e Belluno, seguendo appunto il passante di Mestre, mentre arriviamo al chilometro 374. Entriamo quindi nel cosiddetto passante di Mestre.
157 km a Trieste ha permesso il bypass della tangenziale di Mestre, Galleria San Silvestro 300 metri, tangenziale di Mestre che era parte integrante del percorso della A4, caratterizzata spesso da notevoli congestionamenti, specialmente a valle della caduta del muro di Berlino, che ha di fatto tolto la cortina di ferro e aperto il confine orientale italiano sia al traffico turistico sia al traffico merci. Galleria Caltana 180 metri, avvicinamento uscita Spinea, Mirano e Mira, le località raggiungibili dall'uscita Spinea, territorio comunale di Mirano. Chilometro 380, viadotto Spinea 280 metri. Una discreta quantità di rattoppamenti sulla stesa d'asfalto. Galleria Miranese 360 metri. Mancano 19 km all'allacciamento con l'autostrada A27 e 86 per raggiungere Belluno. Prossima uscita Martellago Scorzè tra 6 km. Viadotto sul Rio Cimetto. Territorio comunale di Salzano. Fiume Marzanego, sotto di noi viadotto di 130 metri. Galleria via 25 aprile, in avvicinamento uscita Martellago Scorzè, poco più di 2 km. Come spesso accade per i tratti
tratti autostradali moderni, buona parte del percorso si sviluppa in trincea e galleria artificiale, come questa galleria castellana, 380 metri, mentre siamo nel territorio comunale di Martellago, in avvicinamento uscita Martellago Scorzè, Noale, e la strada regionale 245 per Castelfranco Veneto, raggiungibile dall'uscita Martellago Scorzè. Attraversamento sul fiume Dese, e arriviamo al chilometro 390. Mancano 133 chilometri alla fine dell'autostrada. Galleria Moglianese, 290 metri. Prossima uscita Breganziol, poco più di 8 km. Attraversamento sul fiume Zero, 60 metri. Breganziol, territorio comunale di Mogliano Veneto. Nella percorrenza degli ultimi chilometri del passante di Mestre, galleria Pontebana, 450 metri. Tra un paio di chilometri l'allacciamento con l'autostrada A27 Venezia-Belluno. Dopodiché, in corrispondenza di Venezia Est, ci si andrà a riallacciare alla tangenziale di Mestre A57 e torneremo quindi sul classico percorso dell'autostrada A4. Tanto in avvicinamento uscita Breganziol. Segnaletica di indicazione per l'itinerario delle località della Laguna Veneta: Eraclea, Bibbione, Lignano Sabbiadoro, Jesolo, Cavallino, Treporti. Proseguire dritti. Uscita Breganziol sulla destra.
secondo, 400 km dietro di noi per Torino, 123 davanti a noi per Trieste. Siamo in prossimità dell'allacciamento con l'autostrada A27 Venezia-Belluno, della quale trovate percorso completo in entrambe le direzioni con segnaletica, e lo stesso vale per l'autostrada A31 passata in precedenza, per l'autostrada A13, anche per l'autostrada A22 in direzione nord e anche per l'autostrada A21 direzione Torino-Piacenza-Brescia. Questi tutti gli allacciamenti autostradali che abbiamo passato sino a questo momento della nostra partenza da Milano, mentre mancano 49 km al prossimo allacciamento autostradale con l'autostrada A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, netto del fatto che tra meno di 2 km ci riallacceremo con l'autostrada A57 tangenziale di Mestre per proseguire quindi alla Volga Trieste. In questo caso conviene optare per uno scorrimento del veicolo lento in corsia centrale senza andare di traverso per tutta la carreggiata, in quanto sopraggiungevano veicoli più lenti e più veloci, scusate. Chilometro 405, ultimo chilometro del passante di Mestre. Vedete la segnaletica che indica il riallacciamento con l'autostrada A57 tangenziale di Mestre. Uscita Venezia Est, tangenziale di Mestre sulla destra. Andiamo quindi a rimetterci sul tracciato originario dell'autostrada A4. E finisce il tratto di competenza di CAV, concessioni autostradali venete, inizia il tratto di competenza di Autovie Venete. Il tratto tra Venezia e Portogruaro è già stato registrato in real time un paio di mesi fa. Ripercorreremo anche questo tratto in questo video da Milano a Trieste. Viadotto sul fiume Sile, 85 metri, ma bisogna rallentare per permettere il passaggio di questo veicolo che viaggiava più veloce. Prossima uscita Meolo Roncade tra 7 km. Questo tratto, il tracciato dell'autostrada continua a entrare e uscire tra le province di Venezia e Treviso. In questo momento siamo in realtà nella provincia di Treviso, però lasceremo nuovamente tra qualche chilometro e sino a San Stino di Livenza il tracciato continuerà a passare tra la provincia di Treviso e la città metropolitana di Venezia. In questo momento siamo nel territorio comunale di Roncade. Ore 12:33, anzi 34, anche se il pannello a messaggio variabile segnalava ancora 12:32. Temperatura esterna 24 gradi centigradi. Avvicinamento area di parcheggio Roncade tra 1 chilometro.
413, mancano 3 km alla prossima uscita Meolo Roncade, 109 a raggiungere Trieste. Ricordo sempre che quando sulla 4 si indica la distanza chilometrica per Trieste, si sta in realtà parlando ci si riferisce al termine dell'autostrada in corrispondenza di Sistiana. Poi in realtà geograficamente mancano ancora una ventina di chilometri per raggiungere Trieste tramite il raccordo autostradale 13. Viadotto sul fiume Vallio in avvicinamento, uscita Meolo Roncade. Inserimento all'ultimo in terza corsia, manovra da evitare. Uscita Meolo Roncade sulla destra, mentre rientriamo di fatto nell'ambito dell'area metropolitana della città metropolitana di Venezia. Segnaletica che invita al mantenimento della distanza di sicurezza. Tratto tra Venezia e Trieste, in particolare tra Venezia e Palmanova, attualmente è oggetto di lavori di ammodernamento e ampliamento con la terza corsia. Prossima area di servizio Calstorta tra 14 km. Questo tratto in particolare è già stato ampliato e ammodernato. Arriviamo al chilometro 420, entriamo di fatto negli ultimi 100 km di video, cui termine sarà in corrispondenza dell'area di servizio Duino, poco prima dell'uscita di Sistiana, ultima uscita dell'autostrada A4. Prossima uscita San Donà di Piave 90, tra meno di 4 km. Viadotto sul fiume Piave, Sacro alla Patria, 692 metri. Territorio comunale di Fossalta di Piave, uscita San Donà di Piave sulla destra, Ponte di Piave, Oderzo, Eraclea e Jesolo raggiungibili dall'uscita San Donà di Piave 90.
questo è un pazzo. Intanto restringimento della carreggiata a 2 corsie, da 3 a 2 corsie. Entriamo in un tratto in cui i lavori di ampliamento non sono ancora iniziati. Chilometro 427, prossima uscita Cessalto tra 5 km. Prossima area di servizio Calstorta tra 3 km. Attraversamento canale Grossaga. Chilometro 430. In avvicinamento uscita Cessalto. Attraversamento canale Bidoggia. Mentre siamo di fatto rientrati nella provincia di Treviso, area di servizio Calstorta Sud. Sulla destra subito dopo uscita Cessalto, abbiamo un leggero rallentamento davanti a noi. Ceggia e Motta di Livenza, oltre che le località del Lido della Laguna Veneta, raggiungibili dall'uscita Cessalto. Attraversamento canale Piavon. Sempre nel territorio comunale di Cessalto. Prossima area di servizio Fratta tra 22 km. Prossima uscita San Stino di Livenza.
Livenza, Annone Veneto, Motta di Livenza e Caorle, mentre attraversiamo il fiume Livenza e subito dopo il canale Maiger, raggiungibili dall'uscita San Stino di Livenza, la nostra destra. Rientriamo di fatto definitivamente nella città metropolitana di Venezia. Attraversamento sul canale Fosson. E arriviamo al chilometro 440. Arriviamo al chilometro 445. Tratto di A4 tra Venezia e Trieste sono segnalati degli autovelox che probabilmente però non sono più attivi. Arriviamo verso la prossima uscita Portogruaro tra 6 km, già nel comune di Portogruaro, in corrispondenza della cui località è posto l'allacciamento con l'autostrada A28 che collega Portogruaro a Pordenone e Conegliano, riallacciandosi all'autostrada A27 Venezia-Belluno.
chilometro 450, attraversamento del fiume Reghena. Prossimità dell'allacciamento con l'autostrada A28 uscita di Portogruaro, importanti lavori di rifacimento dello svincolo. Allacciamento con l'autostrada A28 e uscita a Portogruaro. Sulla destra, appena passate, proseguiamo alla volta di Trieste. Prossimo allacciamento autostradale sarà con l'autostrada A23 Palmanova Udine Tarvisio tra 37 km. Collision System sembra pronto ad avvisare di repentini rallentamenti dei veicoli che precedono. Flesso di rientro a sinistra. Probabilmente proseguiremo su una carreggiata interessata attualmente da lavori di ampliamento. Vedete infatti la segnaletica di cantiere che permane lungo la nostra percorrenza. Sulla destra, area di servizio Fratta Sud. Abbiamo un rallentamento. Flesso a destra. Territorio comunale di Deglio Veneto, passati adesso in quello di Fossalta di Portogruaro.
Adesso a sinistra. Adesso a destra, che dovrebbe essere il termine di quest'area di cantiere, riprende la carreggiata a 3 corsie, tratto già ammodernato. Di vento esternamente, prossima uscita Latisana, 6 km, territorio comunale di San Michele al Tagliamento, ore 12:57 di questo sabato 8 ottobre 2022, la temperatura esterna di 24 gradi. Al chilometro 462, autostrada A4, Torino-Trieste, direzione Trieste, partiti questa mattina da Milano. Tanto ci stiamo avvicinando al viadotto sul fiume Tagliamento che segna il confine regionale. Viadotto sul Tagliamento, 1500 metri. Lasciamo quindi la città metropolitana di Venezia e la regione Veneto per entrare in Friuli, Venezia Giulia, provincia di Udine. Uscita Latisana, prima uscita in territorio friulano. Codroipo, Ronchis, oltre che Lignano e Bibione, tra le località raggiungibili dall'uscita Latisana. L'ucraino che ci ha preceduto ci dimostra la scarsa abilità di guida. Prossima area di servizio Gonars, tra 19 km. Prossima uscita San Giorgio di Nogaro,
al chilometro 470, mi mancano 50 chilometri alla fine di questo video. Territorio comunale di Rivignano Teor, viadotto sul fiume Stella, territorio comunale di Bocenia. Mancano 10 km alla prossima uscita a San Giorgio di Nogara. Territorio comunale di Muzzana del Turgnano, mancano meno di 13 km all'allacciamento con l'autostrada A23 Palmanova Udine Tarvisio, ultima autostrada tra le maggiori che si allaccia al percorso della A4, dopodiché solamente la A34 Villesse Gorizia e appunto senza soluzione di continuità il raccordo autostradale 13 facente parte della grande viabilità triestina. Viadotto sul fiume Cormor, territorio comunale di Castions di Strada, chilometro 480. Jersey dipinti di bianco, scelta adottata da Autovie Venete, danno un senso di maggior pulizia. Sia della carreggiata sia dello spartitraffico mentre siamo in avvicinamento uscita
uscita Porpetto San Giorgio di Nogaro. Prossima uscita Palmanova, 8 km. Circa 1,5 km prima dell'uscita di Palmanova, l'allacciamento con l'autostrada A23 Palmanova Udine Tarvisio. Di servizio Gonar Sud sulla destra. Cosa succede qua? Questo ha rallentato improvvisamente in maniera molto pericolosa. Siamo in prossimità dell'allacciamento con l'autostrada A23. Qui abbiamo un allacciamento, diciamo, controintuitivo, ovvero bisogna rimanere sulla destra per proseguire sulla A4 in direzione Trieste, mentre sulla sinistra si prosegue in direzione A23 Udine Tarvisio, allacciamento rifatto di recente da Autovie Venete. Qui abbiamo addirittura restringimento a una corsia, lascio passare veicolo che mi precede. Subito in avvicinamento uscita Palmanova. Palmanova sulla destra. Prossima uscita tra meno di 10 km Villes, in corrispondenza dell'allacciamento con l'autostrada A34 raccordo Villes Gorizia. Mancano 27 km all'area di servizio Duino, in corrispondenza della quale terminerà questo video, seconda parte del viaggio di oggi Milano-Trieste.
territorio comunale di Bagnaria Arsa. Chilometro 496. Campolongo Tapogliano, mentre mancano meno di 3 km all'allacciamento con la A34 Villesse Gorizia, chilometro 499. Al chilometro 500, viadotto sul torrente Torre, 719 metri, chilometro 500, solamente 3 le autostrade italiane a raggiungere tale chilometrica, la A4 e poi ovviamente le due autostrade maggiori, due assi mediani del paese, A1 e A14. Sulla destra allacciamento A34 per Gorizia. Mancano 17 km all'area di servizio Duino e meno di 20 al termine dell'autostrada A4. Ovviamente, se dopo questo video vorrete proseguire, pubblicato il video della grande viabilità triestina con segnaletica che dal termine dell'autostrada A4 percorre per intero raccordo autostradale 13, mentre stiamo passando sul fiume Isonzo, e anche la strada statale 202 facente parte della grande viabilità triestina sino al centro di Trieste. Intanto, proprio prima dell'allacciamento per l'autostrada A34 avevamo già lasciato la provincia di Udine e siamo di fatto da poco entrati nella provincia di Gorizia,
provincia di Gorizia e di Trieste in realtà hanno un'estensione piuttosto limitata. In avvicinamento uscita Re di Puglia, Monfalcone Ovest, da cui è anche raggiungibile l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Attenzione, questo veicolo è estremamente lento. Territorio comunale di Fogliano Re di Puglia. Ed entriamo di fatto negli ultimi 15 km dell'autostrada A4, che hanno un percorso di per sé abbastanza diverso da quello che caratterizza prevalentemente il percorso di questa autostrada, ovvero curve, paesaggio collinare, mentre attraversiamo il territorio comunale di Ronchi dei Legionari. Siamo ormai orientati in direzione sud-est, mentre arriviamo al chilometro 509, prossima uscita Monfalcone Est, tra 6 km. Chilometro 512, territorio comunale di Monfalcone, meno di 7 km all'area di servizio Luino. Vedete che anche il parabrezza è arrivato abbastanza al limite. Anche alla barriera di Trieste. E all'uscita di Monfalcone Est. Telepass a destra, non ci ho fatto caso.
proseguiamo quindi per gli ultimi chilometri in direzione Trieste. Sempre nel territorio comunale di Monfalcone, agli sgoccioli della provincia di Gorizia. E lasciamo in questo momento la provincia di Gorizia per entrare nella città metropolitana di Trieste. Se non ricordo male è città metropolitana, ultimo territorio provinciale attraversato nel video di oggi, mentre arriviamo al chilometro 517, ultimi 3 chilometri di percorrenza. Inizio col ringraziare tutti voi per la compagnia e la visione di questi 2 video, questo percorso Milano-Trieste. Tutto sommato, nonostante l'imprevisto di Brescia, ho perso solamente una ventina di minuti rispetto alla tabella di marcia, quindi tutto sommato poteva andare molto peggio. Se non siete saturi di autostrade, vi ricordo che su Highway Italia i video sono moltissimi di tutte le autostrade che abbiamo intersecato quest'oggi. Trovate i video editati con segnaletica e di quasi tutte in entrambe le direzioni. Invito come sempre a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mentre usciamo nell'area di servizio Duino Sud, sulla quale mi sono fermato già numerose volte. Abbiamo subito una possibilità di parcheggio, ci parcheggiamo. Ringrazio nuovamente tutti voi e ricordo come sempre: drive safe.